Si sa che a Rivignano Teor l'ingegno non manca mai. Il 24 maggio prossimo una giornata immersa nella propria storia con le celebrazioni per l'anniversario del centenario dell'entrata italiana nella Grande Guerra e la festa dei 90 anni dei motori dello Stella. Vanessa Vello, prosindaco di Teor. A partire dalle 17:30 l'amministrazione comunale ha pensato di organizzare un evento, una manifestazione commemorativa proprio in occasione del centenario dell'inizio della Grande Guerra. E così abbiamo chiesto un po' la collaborazione di numerose associazioni locali che subito prontamente ci hanno risposto di sì e abbiamo messo in piedi questo bellissimo pomeriggio che partirà dalle 17:30, dicevo, presso la casa di riposo locale, dove verrà fatto l'onore ai caduti, la commemorazione proprio nominativa dei caduti di Rivignano e di Teor, per poi proseguire alle 18:30 in sala consiliare, dove invece ci sarà un momento un po' più distensivo e anche di approfondimento storico, con alcuni interventi da parte di alcune persone della banda dello Stella, del coro dell'UTE e dell'Università della Terza Età di Rivignano. Poi ci sarà Gianluca Badoglio che farà un intervento appunto di ricordo, di ricostruzione storica delle cause che determinarono appunto l'entrata in guerra dell'Italia. Ci sarà un video, una mostra fotografica e poi un momento di conviviale alla fine, al termine, per tutti coloro che sono numerosissimi, che hanno partecipato e hanno reso possibile questa manifestazione. Ecco, in anteprima quante persone, quanti militari, diciamo così, all'epoca hanno dato la loro vita alla patria per quanto riguarda il vostro comune? Ma diciamo che in linea di massima fra i caduti di Rivignano e i caduti di Teor sono oltre un centinaio. Li ricorderemo tutti, dicevo, nominandoli uno ad uno, ricordandoli, accompagnandoli col suono di una campana, che è la campana del centenario dell'Associazione Nazionale del Fante, e verrà ricordato anche il luogo dove sono caduti. Ecco, quindi verrà fatto questo perché è giusto a 100 anni dalla loro morte ricordarli in questo modo. Magari giustamente anche commemorare coloro che in quel periodo hanno proprio sacrificato, perché ricordiamo che ci sono intere generazioni che sono scomparse diciamo così, dall'anagrafe del territorio italiano. Allora, ricordiamo ancora 17:30 e poi 18:30. Sì. La prima parte alle 17:30, che è la parte proprio commemorativa in senso stretto, con la benedizione, la preghiera del soldato. Approfitto dell'occasione per ringraziare nuovamente Don Paolo, e poi la parte invece più storica, diciamo così, in sala consiliare alle 18:30. 90 anni di motori, il cuore pulsante e Maidomo, una passione, un fatto di vita, l'odore della miscela. Domenica gara di regolarità con i mezzi a due ruote dal 1925 al 1960, come ci spiega Franco Bertoli, presidente dell'associazione sportiva Club Motori dello Stella. Negli archivi comunali abbiamo trovato un documento del quale si parlava di questo raduno, questa corsa motociclistica tenutasi nel 1925 e denominata assieme all'Automobile Club di Udine, denominata Circuito dello Stella per biciclette a motore, ed è stato un evento abbastanza importante perché tutti ne hanno parlato di queste cose. Noi come motori dello Stella. L'importante è che all'epoca non c'era l'asfalto, ma c'era la ghiaia ancora. Ecco, c'era l'asfalto e c'era la ghiaia. Abbiamo voluto rifare questa corsa a 90 anni di distanza per ricordare questo avvenimento, e dato che le leggi attuali non permettono una corsa su strada libera, solo in pista, abbiamo preso la piazza di Rivignano con l'adiacente via
Cavour, e lì si snoderà questa evocazione storica. Scusi che le chiedo, ma per un profano cosa vuol dire? Soprattutto come può spiegare il discorso relativo a una corsa di regolarità rispetto a una corsa a tempo? Ma allora, l'importante è di fare una corsa, secondo me. La corsa di velocità non si può per vari motivi, perché è molto difficile. Invece una corsa a tempo per dare almeno la possibilità alle persone che vengono di creare un po' di competizione fra loro. Difatti, chi va più vicino ai 43,125 km all'ora, che era la media tenuta all'epoca, vincerà una bella coppa messa in palio dei motori dello Stella. Fino adesso quante persone hanno aderito all'iniziativa? Ma come sempre verranno all'ultimo momento, abbiamo probabilmente un 60-70 moto che hanno aderito fino adesso, però come succede sempre all'ultimo momento, se il tempo permette. Dove pluvi o docet? Grazie per l'input. Ecco, se il tempo permette, penso di arrivare almeno a un centinaio. Ecco. Certo. E che moto vedremo in pista? Ecco, allora, abbiamo messo un limite al 1960, cioè dall'inizio fino al 1960, perché abbiamo pensato che dopo il 60 i motori si sono sviluppati talmente grandi per cui non vale la pena vedere delle moto con 6 cilindri, 2000, eccetera. Però prima ci sono dei motori, specialmente i sottocanna, quei motori là che hanno un'importanza storica e collezionistica e di cui valore è molto importante e molto caro anche, e dunque la gente potrà vedere e ammirare queste moto che saranno in esposizione, perché oltre alla corsa ci sarà anche un'esposizione statica. Senti, il percorso prevede 2 giri, no? Sarà una specie di cosa possiamo dire a coppia, no? Almeno così mi dicevi, gara a coppia. Sì, più o meno. Allora, per motivi di tempo, perché il tempo è tiranno in questo caso, allora cercheremo di mettere 2 moto, una a 30 secondi dall'altra. Una sorta di parallelo. Di parallelo, di fare un po'. E poi c'è dei cronometristi ufficiali che prenderanno elettronicamente il tempo, non più perché è molto difficile. E poi stabiliremo una classifica e da lì l'evento. Ecco, ci saranno 2 manche, la prima parte dalle 10 alle 12, poi break e si riprende dalle 14 alle 16, no? Sì, esatto, poi ci saranno le premiazioni, avremo forse l'onore, no, senz'altro non forse, l'onore dalla banda musicale dello Stella, perché noi siamo motori dello Stella, che suonerà l'Inno Mameli per il vincitore. Ecco, dunque sarà Gildo a dare il via, insomma. Ecco, speriamo. Speriamo bene. Allora ricordiamo l'appuntamento. Ecco, 24 maggio, a partire dalle 8 alle 10 ci sono le iscrizioni per vedere chi partecipa e il numero di gara. Dalle 10 alle 12 la prima manche, poi c'è la pausa pranzo e dalle 14 alle 16 la seconda manche e poi le premiazioni. Bene, mi è piaciuto questo manche. Manche alla francese. Che ti ricorda un po' Lussemburgo, no? Sì, ecco. Ho vissuto qualche anno. Qualcuno, sì. Certo. Allora, dopo chiudiamo con te il finale, ma andiamo a sentire un po' la parte del comune con l'assessore, anzi col pro assessore allo sport Bertoli, insomma in Furlan. Noi continuiamo a chiedere per Furlan per spiegare anche il parcel comune sostiene queste iniziative e soprattutto come l'ha spiegato prima il tuo omonimo, nonché presidente del gruppo, perché non si può fare i gare, perché insomma tra le strade, sicurezza e via di gente, però in qualche altro ben fu. No? I partecipanti comunque si dà la possibilità di fare questo percorso alle logiche che la manifestazione in se stessa è per dare lustro a tutti questi bieli motos che hanno son, che è di comò e quindi hanno un valore anche oltre che storico, anche economico. Di 20-30 mila euro, no? L'une, e quindi tanto di tappeto rosso anche per non maglà no, il toglar da e quindi come dici tu non si può si era
una piazza per poter fare una gara, perché comunque le norme di sicurezza e di circolazione non te lo permettono, se no varesi di fa logicamente come i currelli, quindi no varesi di metti ambulanze e quindi diventano robe un po' massa difficile per il comune, anche perché tutte le manifestazioni vengono organizzate sì, dall'amministrazione con la collaborazione di tutte le associazioni, quindi non viene di smentirsi gli alpins, perché dagli alpins no, Vanessa la domenica mattina avversaranno il loro museo delle armi no, a 9 mesi fino a misdì, quindi o il 2 mesi, ecco, quindi bisogna che tutte le in che vengono delle manifestazioni dalle motos avvenga anche a fare aiuto di chi sta bene no, che secondo me è tutta una sveduta, Omar, è veramente una bellezza. E quindi io spero che sia di bel tempo, soprattutto di invogliare tutte le persone che stanno chiamando come no, di venire a te ora, oltre alla manifestazione, ma anche perché non in particolare, in tante altre robe. Non so, la pensa che ci si divertesse e si passa diciamo, una bella giornata anche a visitare il territorio, Certo. veduto che avete la possibilità, insomma, tra il flump, la natura e via di gente, insomma, sta di fatto che avesse un bel territorio da che Certo. vivi e conoscerlo come Dio comanda. Certo. Anche perché varie di essi, no, Vanessa confermi, aperte anche le visite alla Villa Badoglio, quindi sì, ricordi che no, la Villa Badoglio è stata no, momenti topici nella storia d'Italia e quindi lo viene a Revignano e quindi, e quindi a questo punto no, no dome per la gara, per gli alpins, ma anche per altre robe. Allora, Vanessa, andiamo a chiudere. Come ha detto Angelo, che ci ha spiegato prima, ci sono altre varie iniziative correlate. Allora, velocemente ci rifai un briefing conclusivo. Una giornata intensissima, quella del 24, che si aprirà appunto al mattino con questa rievocazione storica di cui abbiamo appena sentito ben parlare. Poi nel pomeriggio la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale e durante la giornata appunto anche l'apertura straordinaria, perché è la prima volta che apre al pubblico la sede museale della sede degli Alpini e il gruppo ANA di Rivignano Teor, che ha già ricordato bene Angelo, dalle 9:30 alle 14:30 e in concomitanza anche la Villa Badoglio con le visite guidate proprio grazie al Duca Badoglio dalle 15 alle 16. Quindi, Duca di Addis Abeba. sì, quindi tantissimo davvero, una giornata da trascorrere interamente nel nostro territorio, nel nostro bellissimo comune e che offrirà tantissime opportunità. Insomma, questo è il programma di domenica 24 maggio. Dalle 8 del mattino fino a calar del sole c'è la possibilità insomma di degustare, vivere immersi nel verde abbinando i motori al ricordo alla commemorazione della Grande Guerra, ma soprattutto quel pianeta che si chiama Friuli. E qui onestamente è uno dei cuori pulsanti di tutta l'anima e corpo della nostra regione. Per quanto mi riguarda ringrazio ancora gli ospiti per l'ascolto, grazie a voi per essere rimasti incollati davanti al video e come si dice in questi casi, mandi!